Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Calciomercato. Batman napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare il pagellone di Napoli-Juventus. Che cosa vuol dire il pagellone di Napoli-Juventus? Dove diciamo andrò a prendere le due formazioni. Ovviamente adesso le ho prese da Google, cioè, perché non me le ricordavo tutte precise. Io vi vado a dare il voto dei giocatori e all'allenatore e poi vabbè la partita non me la analizzo perché ve l'ho già analizzata nel post partita. Allora partiamo dalla Juventus di Gregorio, cioè, partiamo dalla Juventus perché ha perso, ma comunque forza Napoli. Allora di Gregorio un paio di parate le ha fatte, due o tre le aveva fatte. Secondo me arriva quasi alla sufficienza, 5 e mezzo. Poi la difesa composta da Kelly Calulu che prende il giallo e Menes che non riuscivano a pigliare Neres, Nolang, Olun e McTominay. Quindi tutte e tre 5. Sia Menes, Kelly che Calulu. Cioè non riuscivano a agarrare un stop. Cioè loro, il compito loro era difendere. Ehm, da difendere Neres, Holland e Nolan e McTominay, ma volendo anche Nolan. E non c'hanno proprio riuscito, facevano vero e peggio. Poi, il modello della Juventus era il 3-5-2, sì 3-5-2, che poi si trasformava in 3-4-2-1. Ehm, e poi gli esterni di centrocampo, Cabal e Cambiaso secondo me un 6 meno, ci può pure sta, e Cabal 5, secondo me, 5 e mezzo, dai, questo è buono. Kevin Turam, 6, scusate, 6, che ha una prestazione media rispetto a Locatelli e McKennie che prendono 5 secondo me. Cambia Consensao secondo me 5, non è riuscito, non ha fatto una buona partita, non garrava, cioè il compito che doveva fare era andare diciamo ad attaccare, non attaccare. Poi non so perché ha fatto la scelta di non mettere dal primo Open Dai a David, perché sono due giocatori che in queste partite servono. Poi Miretti 5, cioè non proprio, non me la sento di dargli un 5 cose a caso perché non ho visto poco di lui, è entrato all'80°, la stessa cosa per Kostic e Zegrova. Poi Spalletti, voto all'allenatore, 5 e mezzo, ma proprio tirato, perché sennò era 4 e mezzo, secondo me. Spalletti che era convinto di vincere nelle dichiarazioni pre-partita, era convinto di vincere, ha detto noi lottiamo per lo scudetto, no? Secondo me no, non è certo la Juventus è un grande club, tutto rispetto, ma non è candidata alla vittoria dello scudetto. Poi la formazione, ora passiamo ai voti del mio Napoli. Allora, Maja Milinkovic Savic, Semino, fatto un paio di parate, poi non ha fatto più niente, uno o due parate l'ha fatte, tra poi il Semino, il Mino perché ha subito il gol di Kenan Ildiz e basta, poi se no gli avrei dato 6 la sufficienza, e questo. Poi difesa a 3, 3-4-3, che poi si trasformava sempre in un 3-4-2-1. E vabbè, difesa a 3 con rispettivi gialli a Beokema e a Buongiorno. La difesa era composta da Beokema, Buongiorno e Rachmani. Allora, Buongiorno fa un'ottima prestazione,
si è visto, ha concesso poco, ha concesso molto poco rispetto ai difensori della Juventus, quindi io gli darei un 6,5 più o meno. Rachmani, diciamo che Buongiorno rispetto a Rachmani gli do il 6,5 perché magari non ha fatto una partita alla Rachmani che ha fatto una partita da 7, di nuovo del 7, perché essendo un veterano del Napoli come gioca, conosce molto come gioca il Napoli, quindi ha saputo chiudere tutto, tutto e ha concesso pochissimo, poco e niente, rispetto a un Buongiorno che sta a Napoli da 2 anni. Lo stesso discorso per Buongiorno vale per Beukema, che è venuto da quest'anno a Napoli a luglio, era tipo la settimana dopo del 10 di luglio più o meno, poi non mi ricordo quando è venuto. È stata da manco un anno a Napoli, quindi perciò gli do anche a lui il 6,5. Poi esterni di Lorenzo, il capitano 6,5. La partita più o meno nella sufficienza, poco più della sufficienza. Vabbè. E Olivera partita da 6. Da 6 secondo me. Non ha fatto grandi prestazioni. Certo ha fatto una gran partita, però il 6 gli do 6 secondo me. Poi c'è il centrocampo a 2 composto da Scott McTominay e Erfil Elmas, El Chief Elmas se non mi sbaglio si chiama. Il nome non lo so pronunciare. Vabbè, McTominay 7,5 secondo me, prestazione favolosa che non riesce a trovare la via del gol, però ha sbagliato due o tre gol che due sono usciti e erano di testa e uno gliel'ha parato, se non sbaglio, di Greco, sì, di Gregorio. Elmas invece ha una prestazione da 6,5 per me. Non ci sono giocatori che hanno preso meno di 6 meno. L'unico giocatore che ha preso 6 meno nel Napoli è Vanja Milinkovic-Savic. Poi l'attacco a 3 composto da Neres, Olin e Nolanka. David Neres ha giocato una gran partita, è stato bloccato dai difensori della Juve molto poco, quindi partita da 7. Rasmus Olin partita da 10, 2 gol migliori in campo e nulla da dire. Nolanka partita da 7 meno più o meno, 7 meno secondo me. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!